mi piace. A me piace l'ospite, quindi oggi lo presento io. Ecco a voi Elia Torrisi. Buonasera, grazie. Buon pomeriggio Elia. Buon pomeriggio gemella. Qual bel vento. Vabbè, come se non ci fossimo viste. Allora io volevo presentare Elia. Elia, raccontaci un po' della tua vita. Che università hai frequentato? Perché tu sei laureato, sì. giusto? Sì, purtroppo sì. Oggi sconto questa sofferenza di essere laureato alla Bocconi. Alla Bocconi. Scusa, ma questo non doveva parlare di sport. Ah, Bocconi. Ok, allora lui è il presidente del CONI. Sì, sicuramente. Ciao Giovanni Malagò, che è tranquillo sulla sua poltrona di presidente del CONI. Allora Laura, veramente lui non è il presidente del CONI, ma parleremo dopo di sport. Continuiamo invece con la biografia di Elia. Elia, parlaci un po' di te stesso. Ma allora dico, a parte il triennio diciamo di studio alla Bocconi, poi mi sono specializzato in politica europea all'Università Cattolica. Pensavo in scienze gastronomiche, Bocconi. Sì, ma in realtà era una mia passione questa. Poi ho capito che avrei soltanto mangiato e quindi ho scelto di specializzarmi in un altro ambito, un altro settore. E poi vabbè, mi occupo anche di altre cose, molto no profit e anche di sport, un po' anche di sport. Quindi senza profitto, no profit? No profit, sì, non vuol dire esattamente questo, però sì. Sì. Ma Laura oggi è veramente è acculturata, con due T, no? Acculturata, proprio. Stavo scherzando, è proprio questa, ok. Sta mettendo a ridere pure lei, ora sta esagerando. Ritorna in te, non far più la stupida. Allora raccontaci un po' invece di cosa ti occupi. Quindi tu fai cosa? Analisi delle politiche pubbliche europee ed internazionali, analisi di affari internazionali, e la mia specializzazione è questa, in particolare delle politiche europee. E poi consulenza no profit, che non vuol dire che non ci debbano essere entrate, altrimenti non starebbero in piedi. No profit, piccole imprese e pubbliche amministrazioni, questa è l'attività che svolgo. Okay. Che è una novità, è un po' un lavoro nuovo. Infatti, sono lo youtuber lavoro... del mondo del lavoro. Vedi, è un youtuber del mondo del lavoro. Fai bene, bravo. Elia, ti propongo allora nei tuoi post su Instagram di scrivere proprio questo hashtag youtuber, proprio hashtag ho inventato un nuovo lavoro ha inventato me. Non ci sta, non possiamo fare la propria non funziona, non credo che funzioni. Va bene. Sono rimasta senza espressioni vocali. Elia mi ha lasciato senza parole. Ma è la sua estrema serietà. Allora Elia, raccontaci un po' invece di qualche tua passione. Beh, lo sport non si può dire, sennò gli sportivi si ribellano. Però ecco, c'è un'esperienza di cui mi piacerebbe parlarvi, perché con alcuni amici ho fondato un'associazione sportiva di cui sono presidente, quindi... Ecco, vedi, sport. Quindi c'era lo sport, però non il CONI. Non prendere sempre non per... il CONI. Non il CONI. CONI, sai. Erano i bastoncelli, no scherzo, i bastoncelli sono per la visione. Vabbè, niente, allora l'ho studiato poco fa prima di venire in radio, capito? Quindi i CONI e i bastoncelli, che sono inerenti, insomma, all'argomento di biochimica delle vitamine. Allora, ascoltiamo la nostra prossima canzone e lanciamo la prossima canzone che la regista ha in mente per noi. Every day, every night.